Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho financo, vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Il giudice Paolo Borsellino sapeva quali sarebbero state le conseguenze del suo lavoro, ha però continuato, pur consapevole dei rischi, ad agire secondo le leggi della morale e della giustizia. Il 19 luglio del 1992 un boato ruppe il silenzio della città di Palermo, nemmeno a 2 mesi dalla strage di Capaci che aveva stroncato la vita, tra gli altri, del magistrato antimafia Giovanni Falcone. Erano quasi le 5 del pomeriggio quando una Fiat 126 rubata, contenente circa 90 kg di esplosivo telecomandati a distanza, deflagrò in via D'Amelio, proprio sotto il palazzo dove all'epoca abitavano la madre e la sorella di Paolo Borsellino. Il giudice quella domenica si era recato in visita alle parenti. A perdere la vita, oltre a Borsellino, anche 5 agenti di scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo. Oltre ai 6 morti, 24 furono i feriti. Tra decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che ancora bruciavano e uno scenario che stava facendo vivere un autentico incubo ai presenti, diversi sono i misteri legati alla strage di via D'Amelio. Ma a 27 anni dall'attentato, la morte di Borsellino, come quella di Falcone, ha avuto l'effetto opposto a quello preventivato. Da allora i siciliani mossero i primi passi, manifestando la propria battaglia in favore della giustizia e della legalità, un'eredità, quella di Borsellino e della sua scorta, che è la vera sconfitta di quegli ambienti che pensavano che il giudice era andato troppo oltre. Ucciderlo, pensavano, sarebbe stata la soluzione, ma così, fortunatamente, non è stato.